Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Vediamo se l'audio arriva. Penso di sì, penso che ci siamo. Un attimo solo, tolgo un attimo l'audio e mi è arrivato un messaggio. Un attimo. Allora, pronti, pronti, benvenuti, benvenuti, benvenuti a tutti. Sono le 10:51, 10:51 di questo venerdì 22 marzo 2024. Fuori c'è un bel sole a Roma, devo dire la verità, c'è un bel sole, è una bella giornata, anzi, bella giornata primaverile, un bel sole caldo. Io stamattina ovviamente mi sono svegliato sempre verso le 5, 5 e mezza più o meno, quindi sono tante ore già che sto sveglio. Anzi, approfitto per invitarvi a seguire anche il nuovo social network tutto italiano che si chiama Waveful. Ciao Willy, benvenuto. Un caro saluto anche a te. Waveful, trovate i link in descrizione del video su YouTube. Ok? Quindi è un bel, diciamo, secondo me è un social un po' diverso sia da TikTok che da Instagram. È un social tutto italiano, siccome è totalmente gratuito come gli altri, perché non provare, diciamo. Trovate il link in descrizione, trovate il link in descrizione. Allora, bando alle ciance, eccoci arrivati all'ultimo appuntamento con l'unboosting dei vinili che mi sono stati regalati dal mio grande amico Massimiliano. Ok? Vedete c'è un bustone bello pieno, bello carico, bello sostanzioso. Quindi diciamo che vedremo un po' cosa diciamo, ci riserva quest'altra busta piena di vinili. Un attimo solo che volevo fare una cosa al volo, ok? Un secondo solo che qui io mi gestisco tutto da solo, quindi allora, vediamo un po' se riesco a fare una cosa, scusate, sto facendo una cosa col computer. Allora, ok, vediamo. Allora, qui purtroppo questo computer è quasi arrivato e a breve vedremo un po' se spenderò qualche euro per farmi un buon computer, perché poi vedete, questo come vi dicevo è un computer del 2012, a me devono durare tanti anni i computer, e quindi mi sa che se devo investire qualche soldo farò un bel computer, un qualcosa, un i7, un i9, non lo so, con parecchia RAM, almeno il doppio di quello che c'ha questo ce n'ha 16, almeno 32 giga di RAM, quindi ci vuole un po' di soldini, perché poi la RAM ancora costa quando uno ne vuole parecchia. E non lo userò per giocare perché non ho pure questo qua, non l'ho mai usato per giocare, quasi neanche qua, giusto ai retro gaming, però diciamo i giochi quelli nuovi 3D eccetera, gli FPS a me non interessa niente, a me se riesco a usare bene Audacity per la musica già sono contento, quindi bando alle ciance, bando alle ciance, bando alle ciance. Allora, mi sono rimesso la chat e cominciamo con la carrellata di vinili e andiamo a vedere le copertine. Eccolo qua, Alberto Barbero, questa gente non mi va. Ok, allora, vedete anche questo, c'è scritto, vabbè, ve lo faccio vedere così, omaggio, vendita vietata. Forse si legge pure se ve lo faccio vedere così, sì. Omaggio, vendita vietata, vedete? Omaggio, vendita vietata, Top Records, vedete? Top Records, questa gente non mi va, vedete? Di Alberto Barbero. Oh, quindi io già vi ho spiegato nelle altre due live, ve lo dico velocemente, questi dischi con scritto omaggio, vietata la vendita, eccetera,
sono dei dischi particolari che venivano dati alle radio, ai negozi e alle discoteche per far conoscere, diciamo, un autore o anche per far conoscere un nuovo disco. Ne venivano fatti un numero limitato di queste copie, e questa scritta che vedete qui veniva fatta con un apparecchio di plastica che si metteva nell'angolo, in modo che non andava minimamente ad intaccare il vinile che finiva qui, e quindi era fatta apposta perché si bloccava qui, e quindi con gli spuntoni con cui andavano a fare questa scritta non si andava minimamente a rovinare il vinile. Vedete, c'è il segno qui, non si andava minimamente a rovinare il vinile. Però ovviamente questa copia era esente da tutto. Ok? Quindi omaggio vietato alla vendita. Eccoci qua. Questo invece no, questa è una compilation Disco Cross numero 4. Vedete? Disco Cross numero 4. Ovviamente questo è diciamo guardate, non so se riesce a mettere a fuoco i titoli la mia telecamera, vediamo un po'. Sì, vedete, Imagination, Robert Secchi, vedete, tutta roba anni 80 questa, anzi forse pure no, anni 80 questa, io sono sicuro che questa è tutta roba anni 80. Vedete? Qui dice Special Sequence Mixed for Dancing. Queste compilation, come vi ho già detto anche nelle altre live, venivano parecchio usate in casa quando si facevano le feste casalinghe. Negli anni 80 si usava parecchio spostare il divano, spostare qualche mobile per fare spazio nel salone per ballare, e quindi per evitare di andare sempre a cambiare disco, eccetera, senza mettere le cassette, perché la cosa migliore erano le cassette, che poi però negli anni 90 vennero, diciamo, non inventate ma distribuite, cioè cominciarono ad entrare dentro le case le piastre autoreverse, quindi, perché se no prima si usavano solo nelle autoradio, erano autoreverse negli anni 80 qualcosa, fino agli anni 80 le autoradio avevano le cassette autoreverse, anche perché il meccanismo autoreverse costava. Negli anni 90 aumentò la produzione di queste piastre autoreverse, e quindi anche diciamo si potevano usare le cassette mixate, però diciamo per la maggior parte venivano utilizzati questi dischi premixati, quindi dentro c'erano dei brani abbastanza conosciuti mixati dai DJ, ok? E quindi questo è Disco Cross numero 4, ok? Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, Larry Graham, guardate, Star Walk. È bellissimo questo effetto dove qui si vedono loro due davanti e qui rimpiccioliti ci sono loro due da dietro. Vedete? Guardate che fare le copertine all'epoca era un lavoro non indifferente, era un bel lavoro di grafica. Fare il grafico per un'etichetta o per, diciamo, per fare, diciamo, le copertine, che poi venivano usate le stesse anche per le cassette e poi successivamente anche per i CD. Quanti ricordi lo facevo con queste compilation? Esatto, esatto, le compilation mixate venivano utilizzate per le feste dentro casa. Allora andiamo avanti. Robert Sacchi, Jungle Queen. Questa è un'altra di quelle copertine che io dico, vedete, bianco e nero come rende lo stesso. Questo è un disco mix, chiamiamolo così, è un Maxi 45 più che disco mix, perché vedete qui ci sono due brani, uno al lato A e uno al lato B. Questi però non sono né una versione extended né niente, sono soltanto due brani, uno al lato A e uno al lato B, quindi questa è la versione grande del 45 giri piccolo. Ok? Anzi, volevo parlarvi appunto dei solchi, dei vinili, della velocità di rotazione del disco e della qualità. Allora, praticamente i 33 giri, per quanto si voglia dire, girando a una velocità minore e quindi facendo entrare più tempo, più brani, più tempo musicale all'interno di una singola facciata, ha una qualità minore
di un maxi 45, perché nello stesso spazio, aumentando la velocità di rotazione, ovviamente diminuisce il tempo disponibile sul vinile, ok? Perché poi la grandezza del vinile è quella, i cerchi è una spirale, il vinile viene registrato a spirale, ok? Quindi però andando più veloce si aumenta lo spazio dove andare a incidere la musica, ok? Quindi andando più lento e ravvicinando troppo le tracce praticamente si ha una perdita di qualità. Più gira veloce il disco, più in teoria la qualità aumenta. Poi uno dice, allora il 78 giri ha una qualità maggiore del 45. No, perché lì entrano in gioco anche il materiale con cui venivano fabbricati i vinili, entra in gioco come venivano letti, entrano in gioco tanti altri parametri che sono stati migliorati al massimo con l'introduzione del disco in vinile di questo disco, e lo standard mondiale di registrazione dei dischi è con una rotazione di 45 rpm rotazioni al minuto o 33 giri, ok? Quindi 33 rotazioni al minuto. Questo standard viene usato, per esempio ci sono dei 45, cioè dei dischi da 7 pollici, quelli piccoli, che girano a 33 giri. Soprattutto venivano usato questo sistema per alcune fiabe dei bambini. C'erano dei dischi piccoli da 7 pollici che uno impostava il giradischi a 33 giri, perché così c'entrava una fiaba al lato A e una fiaba al lato B. Mettiamo che una fiaba durava 7 minuti, magari nel 45 giri. Eh sì, poi ci sono i piatti con il pitch, soprattutto quelli a trazione diretta, ma anche molti piatti a trazione a cinghia avevano il pitch, però il pitch funziona meglio su un piatto a trazione diretta per andare a modificare leggermente, più 8%, meno 8% più o meno, la velocità di rotazione. Su molti vinili c'è scritto anche 33 e un terzo. A quel punto, se uno non ha il pitch, il giradischi gira a 33, non te ne accorgi che c'è una differenza. Però se tu hai il pitch, bisogna mettere la rotazione del disco a 33 giri come velocità base e poi con il pitch andare a mettere 3,3, perché così si ha un incremento di quell'un terzo che è necessario per raggiungere la velocità con cui è stato inciso il disco. Questo è a grandi linee, poi se vogliamo fare un approfondimento magari ci faccio una live sulla velocità di rotazione dei dischi. È la mia grande pecca è che ho praticamente 9 giradischi e non ce n'ho neanche uno che mi gira a 78 giri. E so pieno di dischi a 78 giri, ce n'ho tantissimi. Andiamo avanti, anche qua campione. Qui non riesco a leggere che c'è scritto. Campione gratuito, ecco, vedete? Se legge, vedete sulla telecamera, ecco a che serve. Questo è un campione gratuito, Gem Sound Affects Number 80. Opla, più indietro devo andare. Mi confondo sempre con la telecamera, vedete? The Gem Sound Effects. E qui ci sono degli effetti sonori. Sì, vedi, Dreamtime, Man in the Corner Shop, vabbè, sono affects, sound affects. Questo poi lo sentirò, non so che cosa possono essere questi sound affects, quindi non effects, non sono effetti sonori come ho detto erroneamente prima, ma sono affects sound, quindi qui saranno dei suoni, delle interpretazioni in base. Non lo so. Sergio Silvestri di Plastica. Questo non c'ha la scritta omaggio. Sergio Silvestri di Plastica. Guardate, bello anche questo. Molto bello anche questo vinile. Dentro il disco c'è l'inner sleeve. Vedete come sempre, come vi dicevo, le parole delle canzoni ci sono sempre nell'inner sleeve. Negli anni 80 si usava parecchio questa cosa dell'inner sleeve con tutte le parole.
ho Disco Samba. Questo anche chi faceva il DJ in quel periodo, la samba veniva messa insieme a tutti i balli latinoamericani, di solito dopo la torta dei compleanni, il DJ, c'erano sempre trenini o cose di questo genere, e i disco samba come questo venivano parecchio utilizzati nel dopo torta, diciamo così, nell'immediato successivo, nel tempo immediatamente successivo allo spegnimento delle candeline, diciamo. Quindi disco samba, two man sound, ok? E questo è il retro, bello anche questo. Allora andiamo, Peter Schilling, Error in the System. Anche questo porta la scritta omaggio vendita vietata, che da qui ovviamente non riesco a farvelo vedere in nessun modo, perché però da qua si legge benissimo omaggio vendita vietata. Quindi Peter Schilling, Error in the System, e questo è il retro, questo è un LP, quindi questa sarà sicuramente musica anni 80, guardate, veramente musica quasi indimenticabile quella anni 80, eh. Io è quella che preferisco, anche se ho masticato tantissimo tutta la musica anni 90, ma tanto tanto. Sahara Band, ABB. E questo è un disco mix, lo vedete subito dal fatto che c'è un brano al lato A e un brano al lato B. Eccolo qua, ABB, vedete? Sahara Band. Molti non li conosco, non me li ricordo o cose di questo genere. Eccoci qua, Franco Simone, Recital, omaggio vietata la vendita, vedete c'è scritto omaggio vendita vietata. Allora, questo è Gatefold, ecco, no, non è Gatefold, è soltanto che è un po' scollato qui, vedete? È un po' scollato come ho detto, però si possono facilmente recuperare con un po' di colla per la carta. Quindi colla non invasiva, non attack, non il Bostik, niente di tutto questo. Serve solo un po' di colla per la carta che sia abbastanza buona. Non dico la coccoina che che poi ti profuma tutto di mandorla. Oh, ecco un altro Wea maxi single. Vedete, questo maxi single 1, 2, 3. Questo è il lato 2 e ce ne sono una al lato A, una al lato A. Vedete, I am, I'm me, Twister Sister, Twisted Sister, e poi di qua altri 3 brani, sempre Twisted Sisters, Tearing Loose, Destroyer, It's Only Rock and Roll. E questo è un maxi singolo, come vedete ne hanno messo un brano al lato A e 3 brani al lato B. Ovviamente questi 3 brani non saranno eccessivamente lunghi, ecco 3 minuti l'uno, più o meno, vedete 3, 4, stiamo lì. Quindi, e tra l'altro questo no, gira a 45 giri, vedete c'è scritto 45 giri, vedete Atlantic sia e 45 giri, quindi questo è un maxi singolo, gira a 45 giri, quindi è un disco grande che gira come se fosse uno piccolo. Peter Tosh, Captured Live, anche questo campione gratuito, vedete la scritta? Campione gratuito. Quindi Peter Tosh, Captured Live. Side 1 e Side 2. Ci sono anche tutte le informazioni per andare a cercarlo, in questo caso su Discog, questi sono i numeri di catalogo che all'epoca ogni distributore aveva il proprio catalogo. Buongiorno Max DJ! Abbiamo con noi il grande Max DJ che ha un bellissimo canale TikTok
Max DJ 77, andatelo a seguire, al di là dei video molto esileranti che fa, che fanno milioni di visual, lui è un bravissimo DJ appassionato come me di vinili, quindi anche lui ne ha collezionati tanti, anche lui diciamo oramai non è più da poco, però finalmente è un possessore dei Technics serie SL 1200XX come si dice, e quindi anche lui mixa con i Technics, e quindi andatelo a seguire su TikTok Max DJ77, siamo amici da tanto tempo, mi fa piacere se gli andate a mettere un follow al, diciamo, al suo canale TikTok e presenziate. Io qualche volta ultimamente un po' di meno, ma spesso e volentieri ci sto anche io nelle sue live, diciamo, sia con la musica neomelodica e sia con la musica anni 90, che può essere sia dance, lui mette sia la dance, la progressive, un po' tutto, la house, mette un po' tutto quello che è anni 90, diciamo. E invece degli anni 80 preferisce, ecco, la musica italiana, neomelodica e tutta quest'altra musica che è degna di nota, che ce la stiamo un po' scordando. Questo è Jethro Tull Storm, che non riesco neanche a leggere, però questo non c'è scritto da nessuna parte copia omaggio, quindi questa non è una copia omaggio, però in compenso abbiamo questo adesivo BIP Studio di Roma. Ovviamente faccio vedere, ma quei numeri ovviamente non corrispondono più a niente, qui parliamo degli anni 80, quindi assolutamente. Allora andiamo avanti. Corrado Rustici, Return to Silence. Corrado Rustici, Return to Silence. Vedete, questo è il retro perché ci sono tutte queste scrittine qui e questo è il fronte. Spesso e volentieri veniva fatta questa cosa di fare il davanti uguale al dietro della copertina, quindi vedete sono identici, però ovviamente sul retro ci bisognava scrivere, diciamo, tutte le informazioni del vinile contenuto nella copertina. È anche un altro sistema per fare queste copertine, non ce ne sono tantissimi, che il davanti è uguale al dietro, sembra la soluzione migliore, ma non veniva tanto adoperata. Ecco, veniva più adoperata questa di soluzione, che praticamente è la copertina generica del distributore Pana Record, ok? A quel punto vedete, questo è un Disco on 33, questo è Disco on 33, questo è un altro di quei dischi mixati che vi dicevo. Vediamo se lo mette là, sì, lo mette a fuoco, vedete? E vediamo se riusciamo a mettere a fuoco anche di qua. Allora sì, Disco on 33, vedete, questa è una compilation mixata, bella, molto bella anche questa. Anche qui c'è l'etichetta BIP Studio. Questo poi va ascoltato perché ovviamente non è che... Allora andiamo avanti. Di Quinto Rocco su dischi Philips, di Quinto Rocco, questo è un LP Philips, avete già notato la scritta campione gratuito, ok? Guardate come si legge bene, campione gratuito, su disco Philips di Quinto Rocco, vedete? E questo è praticamente un 33 giri. Ecco la lista dei brani, me lo metto un po' più lontano, tanto è a fuoco. O Sole Mio, vedete l'ultimo brano del lato B. Ok, e noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Allora qua c'è addirittura scritto remix, perché c'è Tenax, Diana Est, a Tony Carrasco remix, dischi ricordi, vedete? E questo pure è un altro esempio, vedete che è uguale identico, lato A e lato B, vedete? Quindi è una copertina, addirittura qui è identica, spiccicata proprio, anche i dati del disco qua e qua, vedete qui,
e qui sono stati scritti su entrambe le parti, vedete, sia qui che qui. Quindi è proprio identica questa copertina, lato A e lato B identica. Ok? E andiamo avanti, che ce n'è ancora parecchio. Je t'aime. Qui c'è scritto Saint-Tropez. Saint-Tropez, je t'aime. Lato B qui si è scelto per uno sfondo nero, scritte non sono bianche queste, sono gialline chiare chiare chiare, ok? E quindi si è scelto di fare una bella copertina, una bella foto con un, diciamo, un bel font per diciamo, definire il disco sulla... Tra l'altro questo è Gatefold, solo che si è attaccato. E niente, questo per staccarlo c'è bisogno dell'aria calda, niente. Questo è Gatefold, solo che non ve lo posso far vedere all'interno perché si è attaccato. E questo, andando a togliere il disco vinile da dentro, con dell'aria calda si riesce ad aprire senza fare danni. Quindi bisogna aspettare, non fa niente, non ve lo faccio vedere. Wea, maxi single, andiamo a vedere questo. Superstar di Lydia Murdoch, eccolo, campione gratuito vietata la vendita. Oh, allora qui abbiamo visto un'altra cosa, in questo caso c'è il timbrino addirittura, campione gratuito vietata la vendita, ok? Quindi al di là dell'apparecchio che si metteva qui, se il disco si presentava come in questo caso già aperto, quindi senza il celofano intorno, ok? Allora si poteva usare anche il timbrino con scritto campione gratuito oppure omaggio, vendita vietata. Questo timbro perché bastava apporre il timbro sul centrino e quindi quel vinile diventava una copia omaggio, quindi totalmente gratuita, ok? Però questo si poteva fare solo nel caso in cui il disco non era incelofanato, ok? Andiamo avanti. Disco Cross numero 3. Disco Cross numero 3 e andiamo a vedere i brani se ce li mette a fuoco. Eccoli. Disco Cross numero 3. Just an Illusion, bella pure quella. Get on Up. Questa è un'altra compilation, Questo è Disco Cross numero 3, un'altra compilation di cui parlavamo prima. Andiamo avanti. Oh, il grande Tullio d'Episcopo. E fatte sord. Sei diventato ricco? Tullio d'Episcopo Club Mix. Money Money. Questo non è che io ho andamento lento di Tullio d'Episcopo, c'ho già stavo, sempre su disco mix, all'epoca andava parecchio anche Tullio d'Episcopo, e questo è Money Money, hai fatto i sord. Questo è un disco mix, anche questo, lo voglio sentire perché questo è tra l'altro sempre sulla EMI Records, quelli che ho io sono sempre così, col centrino giallino, scritte nere, quindi fatte sord, c'è un brano al lato A, gira a 45 giri, e un brano al lato B, vedete, poi tra l'altro si vede, questo è un brano solo e questo è un brano solo. Ecco, mo divento matto per farlo rientrare questo disco, no? A posto. Quindi Tullio d'Episcopo, Club Mix, Money Money, a fatte sord. Oh, andiamo qua. Rock Your Baby, Disco Connection. Rock Your Baby. Vedete, questo invece è tipico, pure questa è rotta di custodia, ma come vi ho detto, tra l'altro anche questa è campione gratuito, Anche questa, come vi ho detto, per incollarla è abbastanza semplice, Si è scollata, ma
senza mettere campione gratuito, sta scritto qui, campione gratuito, vedete? Purtroppo si è un po' rovinata e quindi qua dove sta scritto campione gratuito ci mancano i pezzettini, però volendo questo si riesce anche a ricostruire, perdendoci un po' di tempo, ma poi deve anche valere la pena, Polydor. Ok, se no basta incollarlo e va bene così. Tanto questo sono io patito di questi vinili, ma né mia moglie né mia figlia sono patiti di vinili. Ok, touchdown, touchdown. Voglio vedere se stiamo ancora trasmettendo perché nessuno scrive, nessuno si connette, ma sì, siamo ancora on live, eh? Siamo ancora in live, sembra di sì, streaming. Touchdown, altra compilation. Mo questo con le scritte nere su rosso gli chiediamo un po' troppo a sta telecamera. Eh sì, perché la telecamera mette a fuoco se c'è abbastanza luce. Se non c'è abbastanza luce, tra l'altro non c'ho più neanche momentaneamente il mio faretto, temporaneamente lo sto adoperando per fare dei lavori e quindi niente. Touchdown, un'altra compilation. Andiamo avanti. Propaganda. Propaganda. Che poi io questo lo metterei così, però. Vabbè. Così mi fa cascare il disco per terra, però. Ok. Però questo se è di dietro è dritto, così, e allora qua va tenuto così. Non c'è niente da fare. Propaganda. Questo non c'ha la copia omaggio da nessuna parte. Andiamo avanti. Orbit, too busy thinking about my baby. Too busy thinking e about my baby. Questo è il fronte e questo è il retro. Come vi ho detto, qui ci sono tutte le informazioni che riguardano il vinile e quindi questa è la parte frontale. Ok, Orbit, too busy thinking. Ok, e lo mettiamo qua. Anche quello era un disco mix. Allora, qua abbiamo i Fireax. Vedete, anche qui è stato usato un timbrino. Vediamo se lo mette a fuoco da lontano. Campione gratuito, vietata la vendita. Questo è un altro timbro diverso. E andiamo a vedere. Disco mix 12 pollici 45 rpm Talk About Fireax. Vedete? E di qua stessa cosa col timbrino SIAE. Vedete, Talk About, non so se riuscirà a mettere a fuoco, sì, Disco Mix 45 rpm Talk About. Ok? Quindi questo è un altro disco mix e lo mettiamo qui dentro. Vai, vai, che siamo a metà circa. Renegades Planet Heart, You Don't Love Me. Lo faccio vedere di qua, va. Guardate che bella questa scritta. Questo centrino ci hanno perso parecchio tempo, visto che in questo caso ho la copertina generica, però non sempre, magari Herbie You Don't Love Me. Non sempre, diciamo, le copertine erano generiche, vedete qua, questa è diciamo, la casa di distribuzione, diciamo così, la casa discografica. Non sempre, se noi troviamo la copertina generica su una versione, vuol dire che quella versione ha sempre avuto la copertina generica. Magari sono usciti i primi, faccio un numero a caso, 10.000 con la copertina originale, poi l'hanno ristampato in altre 3.000 copie e hanno usato la copertina generica. Ok? Per non stare a ristampare anche tutte le copertine. Magari qualcuno se l'era perso, è andato sold out e allora la ristampa c'ha la copertina generica. Ok? Tortuga, Grand Room, questo è sempre Best Records,
The best disco mix from Italy. Ok? E noi ci andiamo a vedere Grand Room Instrumental Tortuga. Quindi vado a pensare che dall'altro lato ci sia Tortuga. Ah no, non lo posso neanche prendere che sta girata la inner sleeve. Quindi va bene così. Dall'altro lato c'è la versione non strumentale, ovviamente, senza che andiamo a vedere. Ok, andiamo avanti. Anche perché siamo a metà e ancora ho voglia e sono già 36 minuti, ragazzi. Già sono 36 minuti. Allora, andiamo a vedere questo, sempre della Pana Record. Allora, andiamo a vedere insieme. The Meteors. Disco Mix, vedete qui la scritta Disco Mix? Disco Mix. Opla, completamente sottosopra. The Meteors, Disco Mix. Pana Records. E questo è poco da dire. Oh, il Giardino dei Semplici, grandissimi, il giallo. Il Giardino dei Semplici. Questa sarà una ristampa perché sta benissimo sto disco. Ma perché non mi ci mettete le date? O anche se me ce le mettete scrivete direttamente sul vinile che è tutto colorato, il centrino non si legge niente. Comunque il Giardino dei Semplici, giallo, guardate che bello, giallo paese, buonanotte Annalisa, gli angeli della domenica, shue shue, amico sole, amico mare, bello, il Giardino dei Semplici, giallo, un LP, bello. Allora andiamo avanti, Carlo Cori, innamorati. Carlo Cori, innamorati. Questo non è gratuito, assolutamente no. Green, vedete Green Records. Green Records, Carlo Cori, innamorati. Ok? E andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. The Pretenders, Learn to Crawl. Learning to Crawl. Altro LP, anche questo non mi pare che riporta la dicitura campione gratuito. Ecco la lista dei brani. Chris Thomas, Middle of the Road. The Pretenders, Learning to Crawl. Eccolo qua. Vado veloce perché sennò qui non finiamo più. Un altro disco Wea maxi single, Yum Yum, Nile Rodgers. Yum Yum. Get Her Crazy. E vai. Niente. Quando decide che non la vuole mettere a fuoco, non la mette a fuoco. Vabbè, si legge male, ma si legge. Che vi devo dire? Male, ma si legge. Oh, Fonit Cetra, Disco Mix. Tutti noi ricorderemo con questa scritta il disco di Atlas UFO Robot Goldrake. La sigla, stesso colore, stesso tutto. Ma questo non è UFO Robot Goldrake. Meteor Baby Renato Pareti. Barbie Renato Pareti. 1979, timbrino SIAE, disco mix 45 giri. Quindi vedete, questo è un disco grande ed è un disco mix a 45 giri. Tra l'altro c'è anche il prezzo qui. No, 1401 sarà il numero di archivio all'interno di una radio
o di una discoteca o anche di un DJ, io anche li sto numerando tutti. Guardate un po' qua che c'è, questo è Walking, ma non di Giovanotti, Walking di Leonard Washington. Walking, se non lo sapete, è stato uno dei primissimi dischi di Giovanotti, firmato come Gino Latino. Walking era della fine degli anni 80, disco di Giovanotti, Walking. Io ce l'ho ovviamente, Giovanotti cerco di avere un po' tutto. Questo invece è Leonard Washington, questo è un 33 giri, grande, con un solo brano al lato A, perché vedete qui c'è scritto 33 RPM, ok? E c'è scritto Walking. E quindi c'è un brano al lato A, un brano al lato B, che girano lenti, quindi le tracce saranno messe larghissime. Quello lo voglio sentire perché voglio vedere il braccetto come si muove veloce verso il centrino, il braccetto del disco. Chris Rea, Wired to the Moon. Questo dovrebbe essere un LP, un 33 giri, vedete? Ci sono i titoli. Quindi questo è un LP, non è un mix. Andiamo avanti. Bellissima collezione. Dinarama, Alaska. Dinarama, Alaska, Canzone Profans. Anche questo, a vederlo così, sembra un LP. Tra l'altro sempre di quelli che io vi dico copertina bianco e nero, che a me piacciono parecchio le copertine così. Ok? Quindi andiamo avanti. Strano che non vedo nessuno che scrive, mi sa che mi si è bloccato. Boh. C'è qualcosa che non va nella chat, secondo me. Boh. Donno. Andiamo a vedere il retro della copertina. Qui hanno scritto in tutti i versi. Ma altro modo strano di fare una copertina, visto che tanto il disco gira, vedete è scritto in tutti i versi, qua addirittura è sottosopra, qua nell'altro verso, qua in quest'altro verso, quindi diciamo per leggerlo bisogna far girare la copertina. Non è male come idea, non è male come idea. Donno. Tony Orlando e Don Skybeard. Don Skybeard. Questa è roba anni 70, mi sa, la vedo proprio. È tutto materiale anni 70 questo. Dovrebbe essere tutta musica anni 70. Questo è anche un album perché ha, vedete? Lato 1, Skybeard, Jolie, Comeback Jolly Joe e questo è il lato 2, All in the Game. Molti di questi dischi sono dischi dimenticati, non se li ricorda nessuno, quindi TB Funk, Free Blow, TB Funk, Free Blow. Oh, qui che c'è? C'era un timbrino? No. No, assolutamente no. TB Funk, Free Blow, però qui c'è il buco, come vi dicevo io, che tante volte questo invece veniva posto dai negozi di dischi per far capire che quella copia era una copia omaggio. Comunque TB Funk Free Blue. Questo è il davanti, questo è il di dietro, stiamo bene così. Anonimo veneziano, questa è la colonna sonora del film Anonimo veneziano. All'epoca, come vi ho detto, andavano parecchio le colonne sonore su vinile e su cassetta, e questa è la colonna sonora del film, molto molto bello, Anonimo veneziano. Ok, quindi infatti le grandi colonne sonore dei film di ieri, di oggi e di domani, e queste uscivano su dischi etichetta RCA, quindi il numero di catalogo è 33.200, ok, di quel disco.
Oh, Disco Magic Compilation. Questa invece è anni 90. Questi anni 90. Ci sono Ice MC, Black Box. Guardate, qui dentro c'è tanta bella musica dei primissimi anni 90, però. Vedete, The Power. I've got the power. Tra l'altro io ho questo picture disc, me lo sono procurato perché lo vidi nel 2016 in una live, non mi ricordo di quale dei DJ che all'epoca avevano preso il sopravvento su Facebook facendo le live mixate in vinile, ok? A una delle live, delle loro live, vidi questo bellissimo picture disc di The Power, l'ho cercato su Discogs e all'epoca me lo sono acquistato, me lo sono comprato. Comunque anche questo Disco Magic, io ce dovrei avere anche la parte 1 su vinile. Questi sono tutti brani mixati tra loro, quindi I Can Stand It, figurati, Oops Up, sempre loro, e Double D, è primi anni 90, e Black Box, c'è niente da fare, primissimi anni 90, primissimi anni 90. Ma quanti ricordi pure queste compilation. Questo era Disco Magic, proprio la casa che distribuiva tantissimi dischi mix, la Disco Magic Compilation, se non sbaglio era di Lombardoni. Vediamo se questo mi mettesse a fuoco. No, vabbè, qui non c'è scritto, ma comunque perde il fuoco la telecamera, ma devo aggiornare tutto il PC, tutto quanto. Andiamo avanti. Etnel non lo riesco a leggere. Falco. Questo è sempre anni 80, ed è un LP. Der Commissar, eccola la più famosa di Falco. Der Commissar, vedete? E questo è il retro della copertina con la finestra che fa luce e di qua fa luce su lui, su una sedia. Falco. Sì, la più famosa di questo disco è proprio Der Commissar. Oh, volevo vedere l'etichetta Gig Records, Gig 1982 Gig Records, se riesce a mettere a fuoco, sì. Che poi non è la Gig dei giocattoli, è la Gig Nico, la Gig dei giocattoli. Questa è l'etichetta discografica, vedete? 1982 Gig Records Austria. E andiamo avanti. Ah, questo l'ho messo io, questa è una inner sleeve di quelle mie. No, e non può essere perché io questi non l'ho ancora mai visti. È solo una inner sleeve nera. Pensavo di aver riconosciuto, no, ma poi è pure un po' consumata, quindi non poteva essere delle mie. Dicevo, ho preso, dico che ci ho messa io, non è possibile, perché è la prima volta che li apro questi vinili, quindi molto simile, soltanto una inner sleeve nera. Durium 33 giri. Questo mancando la copertina. The Last Romantic, cantando, c'è un gam. Disco dimostrativo vietata la vendita. Ah, ecco perché. Vedete, disco dimostrativo vietata la vendita. Vedete? RIP Studio, disco dimostrativo vietata la vendita. Quindi ecco perché sta dentro una in sleeve così. Questo è un disco dimostrativo, vedete? Metti a fuoco. Guardate che è importante pure il software che gestisce la telecamera. Io qui ci ho messo un driver generico. Ciao Renato, hai trovato qualcosa di interessante? Ciao Max, ma a me mi piacciono tutti i dischi. A me piace tutta la musica. Qui c'è una marea di roba anni 70, ma proprio tanta, e parecchie anche anni 80. Questo invece è anni 90. Guarda, Gone Back 1990, Full Frequency Range Records. Vedete?
A me piace tutta la musica, questi non me li sento piano piano, ci vorrà un secolo per sentirli tutti questi dischi, perché sono veramente tanti tanti. Comunque, Louise Freeman. Comunque ringrazio tanto Max, veramente mio amico Massimiliano, si è pure connesso. Veramente per me i vinili sono qualcosa di spettacolare. Anzi, finita questa live, devo andare a prendere, diciamo, l'altra uscita che doveva uscire il 15, ma ancora ieri ancora non era uscito il disco di Renato Zero per la serie 1010. Sto facendo tutta la collezione. Ok, vedete qui che c'è scritto mix version, quindi vuol dire che questo è un disco mix. Ok, Mirage. Sì, questo c'ha un brano al lato A e un brano al lato B. Vedete? Eccola qui. E noi andiamo avanti, mancano pochi dischi, forza che ce la facciamo. Oh, questa è una compilation che io conosco benissimo. Un'estate italiana, un'estate italiana. Vedete, c'è Tullio De Piscopo, c'è Toto Cutugno, c'è Fiordaliso, c'è Nino Bonocore, Ladri di biciclette. Guardate, questa è una bellissima compilation, io me la ricordo benissimo, ce l'avevo su cassetta. C'è ovviamente un'estate italiana di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Guarda che Già stavo di Tullio De Piscopo, ve l'ho menzionata prima quando abbiamo visto il disco mix di Tullio De Piscopo. Cosa ti farei di Fiordaliso? Ce ne stanno belli qua, diverse insieme di Toto Cutugno, che poi all'epoca valla a sapere che facevamo una fine unendoci all'Europa, che non si è capito bene che fine abbiamo fatto, però insieme Unite Unite Europe era l'inno all'Europa, diciamo, interpretato da Toto Cutugno. Insieme Unite Unite Europe. Questo invece che cos'è? Spacan... Roberto Murolo. Ah, Roberto Murolo, questo piace parecchio a mia mamma. Mia mamma sentiva spesso Roberto Murolo. Come no, come no? Che non si conosce. Guardate queste foto che adesso sono diventate leggenda. Guardate la Panda Young. Questa è la Panda Young. I 2000, ma che ne sanno? Guardate, a chi è patito di macchine da questa foto, sai, guardate che bello. Guardate le targhe, NA sta per ovviamente Napoli, perché le targhe avevano nel numero di targa avevano la provincia di cui facevano parte, infatti bisognava pure sapere NA, RM e tutte le varie province, CS, MI Milano, Torino. Bellissimo, guardate, no, questa immagine è qualcosa di spettacolare, questa è storica questa immagine, bella, bella, bella. È una fotografia che ci riporta negli anni 70, 80, va, perché la Panda Young è degli anni 80. Quindi, allora, questo è bello sigillato, questo disco. Fabio Elisa, Tra terra e cielo. Campione gratuito anche questo, campione gratuito, vedete Fabio Elisa, Tra terra e cielo. Il bello che qui è la lista dei brani, vedete non c'è Tra terra e cielo, quindi in questo caso spesso si usava, uè Luke 74, stasera che si fa? L'hai fatta lunedì, allora niente stasera, o quella di lunedì era un recupero di venerdì e stasera invece ci si vede? Non lo so, andate a seguire Luke 74 Channel, che forse stasera anche io sto nella chat, tra quelli che scrivono nella chat, mi trovate nelle live di Luke 74, Andatevi a iscrivere al suo canale, mi raccomando. Luke, questa è l'ultima parte
di questo immenso stock di vinili che mi ha regalato il mio amico Massimiliano. Non so se stasera, vabbè, poi tanto, stasera si fa e vai. Oh, grande Doctor Game. Quindi stasera a tutta retro game si può dire, eh? Doctor Game. Quindi, vabbè, poi con Luke ci si diverte in ogni caso, eh. Saprà animare la live sicuramente molto meglio di queste live che sono un po', per chi non è appassionato, sono un po' noiose, eh. The Wonder, guardate che belle queste copertine, sono tutte anni 80 queste, eh. C'ho sta telecamera veramente che, vabbè, mi cambierò il computer, metterò Windows 11, mo faccio un Apple, perché la telecamera è molto buona, è una Logitech di ultima generazione, mi è stata regalata da uno che mi segue, io non ho iscritti al canale, quindi da un mio follower mi ha regalato la telecamera ed è molto molto buona. Sono andato a vedere le caratteristiche, solo che se il driver di controllo della telecamera è un driver compatibile, io poi portandomi dietro la... Ma che noiose, le tue live sono la tua passione. Mai dire che quello che si fa può essere noioso, anzi devi enfatizzare. Sì, lo so. Vabbè, infatti io faccio vedere e dico tanti aneddoti che vengono dalla mia esperienza. Io non è che mi vado a leggere tomi tanti che parlano dei vinili, di chi l'ha inventato, di come... No, io dico la mia esperienza, quello che in 50 anni di vita ancora li devo fare, 50 anni, sono classe 74, però durante quest'anno, un giorno imprecisato, farò 50 anni. Quindi, e quindi vi dico quello che è la mia esperienza diretta con, diciamo, con le mie passioni. Guardate, questo mi sembravano i guantoni di Rocky, e voi come sapete uno delle mie colonne sonore preferite è proprio la colonna sonora di Rocky 4. Mi sono preso sia il picture disc sia l'LP 33 giri nero e anche il CD. La colonna sonora di Rocky 4 è qualcosa di spettacolare. A me difficilmente un'altra colonna sonora di un altro film mi è piaciuta così tanto come quella di Rocky 4. Questo invece è Penitenziary 3. Non lo so, comunque è una colonna sonora questa, È una colonna sonora anche perché qui sopra c'è scritto Digital Soundtrack for the Common Motion Picture di Sesunda Sasan. Ok? Quindi questa è una colonna sonora, però non c'è niente, assolutamente niente a che vedere né con Stallone, né con Rocky, né con niente di questo qua. La webcam e i faretti sono stati una mia donazione, esatto, esatto. E i faretti momentaneamente li sto usando in un'altra stanza, quindi però sono stati utilissimi, sono stati sempre qua, mo mi so utili da un'altra parte, anche perché diciamo queste live sono state abbastanza impreviste, in quanto io mi sono sentito sabato che i faretti già stavano dall'altra parte con questo mio amico Massimiliano, lui mi ha caricato di vinili e quindi io non potevo non fare queste live. Fortunatamente sono belle giornate, io approfitto della mattina proprio perché così mi entra una bella luce da quella finestra e riusciamo a fare una live diciamo decente. La webcam è una Logitech, tra l'altro io non riesco ad attivarlo con Windows 7, non dico che questa telecamera funziona come quelle di MVV Blog di Marco, però anche questa ha il face tracking, cioè mi segue se mi muovo, però con il driver generico che ho... Ah, Luke è 1 agosto, hai capito, l'estate, in piena estate fai 50 anni, bene, bene, avremo modo di farci gli auguri. Michele, stavo dicendo appunto di questa webcam che ha il file tracking, quando lo attivo con Windows 7 e con questo driver generico, perché sulla scatola c'è scritto che non è compatibile con Windows 7, la telecamera è questa è la scatoletta, non c'è scritto assolutamente da nessuna parte che è compatibile, qui c'è scritto Windows 8, 8.1, 10 e 11, ok? Quindi non è assolutamente compatibile, però io, che dicevo,
col mio passato da sistemista, io ho forzato dei driver generici e l'ho fatta funzionare. Ovviamente non funziona né al 100% né al 50%, la sto usando al 30% di quello che può fare. Tra l'altro io ho il PC proprio che non ce la fa ad andare in Full HD a 1080p, però questa telecamera sì, cioè, quindi io ho abbassato la risoluzione per evitare che scattava tutto, che andava tutto male, e quindi diciamo che questa telecamera troverà il suo massimo impiego quando la userò su un PC nuovo, che a me purtroppo serve per forza, tra l'altro neanche tower, a me mi serve desktop, quindi io continuerò ad usare questo case che già ho, che è un case desktop, mettendoci però una scheda madre nuova. Guardate che è uscito qua, Toto, The 71. Questo sarà il settimo album dei Toto. Eh sì, questo è un album CBS, guarda, CBS Records, mamma mia, negli anni 80 la CBS andava per la maggiore, aveva tutti i migliori cantanti. La CBS distribuiva i migliori cantanti degli anni 80, eh. E anche i Toto, vedete sempre questi simboli fatti così, sui dischi dei Toto. Oh, andiamo avanti. Oh, guardate qua che c'è. Radio Milano International Magic One on One Hot Black. Tra l'altro lire 9009 prezzo speciale, IVA inclusa e 1, e 2 e 3. A posto, 9900 lire. Te lo do. Chi ce l'ha 9009? Non ce l'avete? Ci avete gli euro? Qualcuno si è tenuto le lire? 9091, 9092, aggiudicato me lo tengo io, non glielo do, non glielo vendo, c'è Tina Turner, c'è Michael Jackson, no, Marlon Jackson, non Michael, Marlon Jackson, vedete? E questo era Magic One on One, The Rhythm of the City, Radio Milano International. Già diciamo questo logo, queste cose hanno fatto la storia, ho fatto vedere anche nella mia, andate a cercare che il mio canale è pieno di materiale anni 70, 80, 90 e ho fatto vedere anche gli adesivi di Magic 101, la radio, perché io ho anche una grandissima collezione di adesivi, quindi tra tutti quegli adesivi mi sono tenuto anche parecchi di quelli di questa radio Magic 101, che deriva poi da Radio Milano International, ok? Fortissimi, cioè c'è proprio la storia qua. Vitamin Z, cioè la generazione Z e la vitamina Z. Can't live without you. Questi sono Vitamin Z, Disco Mix, un brano al lato A, 2 brani al lato B. Vitamin Z. Vediamo un po' se riesco a fargli mettere a fuoco un po' meglio qua. Sì, vedete, Can't live without you, How far to Queensland, Better Life. Ok, io vi invito nuovamente stasera da Luke74 su YouTube. Sandra, Heaven Can Wait. Dai che siamo quasi addirittura d'arrivo, dai. Anche questo è un disco mix, Sì. Vedete, c'è la stessa canzone, extended version, dub mix, single version, produced by Michael Cretu su Virgin Records. Eccola qua la Virgin Records. Vedete? Quindi questo ci sono varie versioni, 3 per l'esattezza, 2 al lato B e 1 al lato A dello stesso brano, ok? Disco mix. Oltre che cosa, non colleziona il buon Renny J? Lo so, no, beh, ho collezionato, sono pieno di giocattoli che stanno su in soffitta, che mi dispiace, però non vi anticipo niente, ma speriamo di fare qualcosa durante quest'anno. C'è un'accoppiata con Luke 74 Channel, c'è un altro che hanno una mezza idea di fare una cosa a Pisa e io gli vado dietro a Roma, se loro fanno una cosa del genere a Pisa io mi butto, non fa niente,
a costo di andare a dormire per strada, faccio la stessa cosa pure a Roma, però non vi dico cosa. A costo di andare a dormire per strada. Però c'è una persona che ne parla sempre di quest'idea, perché effettivamente tutte queste cose, diciamo che se io lascio tutto quanto qua, quello che ho, gli lascio un problema a mia figlia o a mia moglie nel caso che succede qualcosa, perché loro non ne vogliono assolutamente sapere di tutto questo materiale e di tutte queste cose che io ho collezionato nella mia vita, non ne vogliono proprio sapere e quindi andrebbe a finire tutto al macero in un mese, chiamano 4-5 volte la nettezza urbana e finisce così. Ma io non voglio che finisca così perché io, modestia a parte, tra fumetti, videocassette, audiocassette, vinili, retrocomputing, un po' di tutto, sterei, giradischi, amplificatori, casse, eccetera, c'è un bel po' di roba, insomma, quindi mi dispiacerebbe che andasse tutto al macero, quindi vediamo quello che posso fare anche durante quest'anno, se riusciamo a fare qualcosa, a inventarci. Guardate che il futuro è sempre incerto, eh. Pure Doc Brown ci è arrivato alla fine del Ritorno al Futuro 3. Guardate, campione gratuito. Alla fine pure Terminator, il futuro scorre incerto davanti a me, disse Sarah Connor. Oppure Doc Brown dal suo treno del tempo disse appunto il futuro createvelo buono. Il futuro non è scritto, perciò createvelo buono, riferito a Marty McFly e a Jennifer. Dan Arrow, Bad Boy, maxi single. Oh, finalmente l'ho trovato, ce n'è stato uno. Quanto mi piacevano i dischi che portavano questo bollino. Questa è la Baby Records che non riesce a mettere a fuoco. Ma io voglio che me lo metti a fuoco. Mettimi a fuoco la mano. Vediamo un po'. Mi devi mettere a fuoco Baby Records. Eccolo. Baby Records. Baby Records che ha fatto anche i mixage, ma soprattutto i bimbo mix. I bimbo mix, Baby Records. Chi di noi degli anni 70, diciamo, non ha avuto almeno una cassetta, un disco, qualcosa di bimbo mix? Ovviamente sia i bimbo mix che i mixage li trovate tutti sul mio canale Mixcloud. Sta sempre lì, è bloccato, fermo, però sta lì pieno di roba. Stone, My Mind. Eh sì, Bimbo Mix stanno tutti sul mio canale Mixcloud, se li volete stanno tutti quanti là. Li ho tutti puliti, passati alcuni da cassetta. Io preferisco passare da cassetta perché non me devo stare a pulire l'indo, il vinile per poter fare un passaggio quantomeno accettabile. Invece la cassetta ha un fruscio che è sempre quello. Ogni cassetta ha il suo, quindi non è detto che anche lo stesso marchio e lo stesso tipo di cassetta, quando voi premete rec sulla piastra e registrate una cassetta, ognuna ha il suo fruscio di sottofondo particolare e io sono andato a rimuovere quel particolare fruscio da tutta la traccia e per me ci vuole di meno che andare a rimuovere singolarmente i click di un vinile, anche se ci sono degli algoritmi molto precisi, io l'ho scaricati anche molto buoni, però andare a fare un lavoro manuale è tutta un'altra cosa. Quindi a me andare a passare un vinile in digitale e a pulirlo mi ci vuole un sacco di tempo, pure se dura 4-5 minuti, ci vogliono 4-5 ore di lavoro perché devo andare proprio nell'onda, andare sui singoli click, zoomare e andare a eliminare quel click in quel particolare millesimo di secondo. Questi non li conosco, no. Banda Beni, mai sentiti. Ammetto la mia ignoranza, ma non li conosco. Che c'è scritto qua sopra? Sinfonia. C'è scritto Sinfonia. Vedete? Io questi non li conosco. Ammetto la mia ignoranza. Amo le cassette Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito.
Celentano è firmata Harry. Omaggio, vietata la vendita, Andy, no, Erdi. François. Questo che è un disco? È un LP, è un LP, ragazzi, è un LP, però nero con le scritte fucsia, proprio pessima scelta. Ah no, questo non è un disco promo Pana Record, questo è un LP, Vediamo se riesco a metterli a fuoco, sì, eccole qua. Dimmi chi sei. Ah, questa è una compilation. Vedete, è una compilation su copertina generica. Questa è una compilation su copertina generica, eh? Eh sì, le cassette mixed by Harry, come sai, io ce n'ho tantissime, ce n'ho diverse. Anzi, mi sento spesso, ultimamente mi sta scrivendo Angelo, l'altro fratello di Enrico. Giulio Cesare, musica per un generale da palcoscenico. Registrato dal vivo, Giulio Cesare, rock opera. Questo è un gatefold e questo è il retro. Ah, che cos'è? Registrato dal vivo, Giulio Cesare. Vabbè. Non lo so, registrato dal vivo. Dai che ne mancano pochi, vedete? È quasi vuota la busta. Questo è Gaio Chiocchio. Qui andiamo un po', boh. Per me questi ultimi sono un po' più sconosciuti. Andiamo più su boh, su che roba è questa, poi me la sento, magari mi piace pure. Andiamo a vedere. Accept I'm a Rebel. Questo pure è uguale, solo che hanno cambiato il contenuto di questo rettangolo, chiamiamolo così, e hanno messo di qua la lista dei brani e di qua invece un'altra fotografia che tra l'altro vedete è sottosopra. Guardate com'è fatta questa copertina. Uno quando dice questi stanno sottosopra li metto così. Vedete, questi saranno loro, il gruppo, che si sono messi sottosopra rispetto alla copertina. Che forza! Guarda, le idee per fare le copertine non so male, guardate che un sacco di gente c'era dietro alla copertina di un disco. Anni 70 proprio pieni questo. Questo proprio anni 70, proprio anni 70, 70, 70, guardate che roba. Eh, la passione vinile proprio. Ecco l'ultimo, Afro Cuban Band, a New Michael Zager Production. Questo è l'ultimo che andiamo a vedere, l'ultimo della grande collezione del mio amico Max, che mi ha regalato il mio amico Max, che ringrazio ancora nuovamente per questo enorme regalo. Ecco, un'altra busta vuota e un altro Kallax. No, questo è Drona. Il contenitore di cartone si chiama Drona. E il mobiletto dove io tengo i vinili si chiama Kallax, se lo volete comprare da Ikea. Ok? Guardate che non è facile pure far vedere in camera tutta una marea di vinili così. Comunque mi fa piacere se qualcuno poi vedrà anche in differita questo video, perché diciamo la passione dei vinili è qualcosa che va anche oltre diciamo la passione per la musica, perché la musica può essere ascoltata come ho fatto vedere l'altra volta
su CD, la musica può essere ascoltata su cassetta, su audiocassetta, la musica può essere ascoltata in digitale, su pennette, la musica può essere ascoltata in tanti modi, anche in streaming. Diciamo, la musica può essere ascoltata soprattutto adesso in streaming, ma non solo su YouTube, ma anche con questi dispositivi multimediali che si possono mettere in ogni singola camera, si possono anche sincronizzare, diciamo, quindi uno passa da una camera all'altra e la musica ti segue nella camera dove stai, quindi diciamo ci sono diversi modi di ascoltare la musica, c'è la radio, io sento sempre dimensione suono soft 105.3, la centro, dimensione sono soft centro 105.3, e mi trovo molto bene con quella radio perché mi fa sentire parecchia musica vecchia, ma anche musica del 2024, 2023, eccetera, quindi anche musica moderna, ok? Quindi non è limitata. Poi c'è anche Ram Power, una la ricordi e una la vivi, quella lì invece te ne fa sentire una moderna e una vecchia, una moderna e una vecchia, pure quello è un format che non è sbagliato, eh. Anche io ho perso anche io ho perso che collezioni qualunque cosa, dagli adesivi alle sorpresine Mulino Bianco, dai vinili alle retro console. Beh sì, vedete, noi dobbiamo sempre... Allora, sta uscendo il nuovo numero di Japan Magazine, sta uscendo il nuovo numero di... qua ce l'ho qua dietro, dove sta? Di Anime Cult. Vabbè, eccolo qua, Anime Cult. Sta uscendo il nuovo numero, anzi è già uscito, ce l'ha già il mio edicolante. Il nuovo numero di Anime Cult, dobbiamo fare, lo studiamo insieme. È uscito un altro numero di retro gaming, la Retro Games, non mi ricordo come si chiama, qua ce l'ho, robot giapponesi, no, già l'ho messo via. Ecco, ah no, videogame, retro game, sì, è uscita già retro gaming, ce l'ha l'edicola, soltanto che io quando vado in edicola, può darsi che ci vado più tardi, io compro tutto quanto, quindi il vinile di Renato Zero, Japan Magazine, Anime Cult, Retro Game, tutto quanto insieme, pago con una strisciata del bancomat, e così c'è una strisciata unica e compro tutto e poi piano piano mi schedulo tutte le live dove facciamo gli sfogliamo insieme, che è un format che mi piace parecchio, di sfogliare insieme queste bellissime riviste che prendono spunto dagli anni 80 e 90, perché poi tutto quello che si dice dentro queste riviste che io faccio vedere è sempre tutto inerente agli anni 80 e 90, anche se escono nel 2024 o sono uscite nel 2023. Insomma, è tutta roba che ha fatto la storia. Vi faccio rivedere qualcuno degli adesivi presi a Expo Cartoon. Questo erano gli anni 90 quando Radio DJ partecipò a un'edizione a Roma di Expo Cartoon e Albertino insieme a Fargetta hanno trasmesso da Roma, incredibile, hanno fatto uno studio arrangiato a Roma, dentro la Fiera di Roma, la vecchia Fiera di Roma sulla Colombo, allestirono uno studio radiofonico e da lì trasmisero la DJ Parade, che all'epoca era la trasmissione radiofonica più seguita in assoluto, la DJ Parade di Albertino trasmessa da Expo Cartoon in Roma. Fu un evento storico quel sabato, io c'ero, posso dire che io c'ero, quante cose, io qui se vi faccio vedere solo qua intorno a me quante altre cosette c'ho, floppy, c'ho floppy da 3 pollici, vedete, verbatim, non mi ricordo qua, Fix Gina. Allora, Fix Gina era un Trojan maledetto che andava a riscrivere il Master Boot Record sui dischi FAT e quindi non partiva più Windows 98. Pensate quanti anni c'ha quel dischetto. E quello è il Fix Gina di un antivirus che andava a rimodificare il boot record degli hard disk e lo rendeva di nuovo avviabile come Windows 95, 98 eccetera sui dischi FAT32. Ma io vi potrei far vedere al volo, poi chiudo la live. Se io vado qua dentro, cerco e pesco una cosa qualsiasi, guardate, io lì dentro ho un bustone
di sta robaccia qua, che mo Luke se ne sarà andato, però so pieno di tutti sti cosi quadrati che non ho mai capito che roba è. Guardate, non è vero, non ho mai capito che roba è. Questa è la mia scrittura di quando io facevo le superiori, Afterburner, USA, Play Disc. Sono tutti i miei dischetti del Commodore 64, che sono migliaia. Qui ce n'ho soltanto quella busta lì, le altre fortunatamente stanno a casa dei miei, l'ho visti domenica. Domenica stanno in cantina dai miei, vedete, Adams Family, a casa dei miei, quanto prima. Dovrei riportarli qua. Guardate, Barbarian 2. Io dovrei fare una live e ci vediamo tutti questi dischi. Ma vediamo, va, perché questi sono tanti già questi, quindi ci viene fuori una live. Quasi quasi la faccio una live e ci sfogliamo tutti quei dischetti del Commodore 64. Vediamo come, diciamo, com'era la mia vita negli anni 80-90, fino agli anni 80, primi 90. Ok? Allora, in chiusura di live, come sempre, vi invito a visitare il mio sito principale. Oggi l'ho fatto rivedere per l'ennesima volta a mio padre che voleva comprare qualcosa su Amazon. Classe74.it, lo andate a vedere, e lì trovate organizzato tutto quanto quello che c'è in vendita su Amazon. E lì è soltanto un catalogo organizzato da me degli articoli che sono in vendita su Amazon. Poi sempre articoli in vendita su Amazon li trovate anche su legolando.it e riguardano i Lego, su starwarsstore.it e riguardano la galassia lontana lontana, tutto il mondo di Star Wars che è illimitato, c'è di tutto. Uno pensa soltanto magari ai CD, ai DVD, ai Blu-ray e a qualche pupazzetto, assolutamente nulla di più sbagliato. Ci sono tantissimi libri, ci sono tutte le spade laser, c'è un merchandising che non finisce mai, tazze, ci sono i copripiumini, ma di tutto. Guarda, io su Amazon riguardo a Star Wars ho trovato di tutto di più. Poi c'è un altro che è il mondo del vinile.it, dove trovate i vinili che sono in vendita attualmente su Amazon. Poi c'è renijstore.it, che è un sito dedicato alla musica, ci trovate amplificatori, casse, giradischi, mixer, chi più ne ha più ne metta. C'è tanta roba riguardo la musica, anche i mobiletti per mettere tutto un impianto videoludico, quindi che ne so, Xbox, PlayStation 5, amplificatore 5.1, quello che vi pare. Ci stanno dei bei mobiletti che si possono mettere sotto ai televisori che si appendono al muro tranquillamente, non c'è problema. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me. Sono mezzogiorno e 13 minuti di questo venerdì 22 marzo 2024. Vi invito nuovamente a seguire il mio amico Max DJ77, a seguire anche l'amico Luke74 Channel su YouTube, quindi andate a mettere un follow immediatamente a Luke74 Channel. Stasera farà la live, quasi sicuramente ci sarò pure io tra la gente che scrive, quindi cercatemi in quello che su TikTok si chiama il rullo, cercatemi nel rullo e io starò là sotto, ogni tanto scriverò qualche stupidaggine come faccio sempre. Ok? Grazie mille di essere stati con me, datemi solo il tempo di trovare quella che io chiamo la sigla finale, ma non è tanto una sigla finale, però io questa c'ho e questa uso. Ok? Vi do appuntamento alla prossima live che sicuramente sarà uno sfogliamo insieme. Bisogna vedere da quale mi conviene partire di sfogliamo insieme, se da uno dei cartoni animati o da uno di retro computing. Staremo a vedere. Vi do appuntamento alla prossima live. Grazie mille, grazie di essere stati con me. Ciao, buonissima giornata a tutti.